Hola, hola, bella a tutti. Come vedete, sono sempre io, sempre più pazzo, sempre con idee che mi portano a ricordare musica e belli amici. E allora, questa è una nuova serie che sto cominciando da contadino appassionato di musica, come sono da qui a Tenerife, però sono in un'isola in mezzo all'oceano, ma sono sempre collegato alla mia terra madre, un'altra isola che sta però nel Mar Mediterraneo, dove ho tantissimi amici, tantissimi ricordi e come mi succede in quest'ultimo periodo dove siamo tutti a casa, musica e ricordi vincono soprattutto. E oggi ho la sorpresa, l'onore di non mettere dischi io, ma di avere un DJ speciale, un amico speciale, che viene dall'altra parte della mia isola, nel senso che io sono al sud-est e lui al nord-ovest. E allora chi c'ho qua accanto a me? 3, 2, 1, sorpresa! Chi c'è? Chi c'è? Mamma mia, che sei bello! Ciao Davidone! Ciao Giorgino. Intanto grazie di aver accettato questa mia telefonata pazza. Per me è un Sai, piacere, questa lo telefonata sai. rimarrà immortale! Quindi siamo nel 2020, lasciamoci un ricordo bellissimo. Dimmi tutto, Davidino! Guarda, tutto a posto, sono qui nella mia gabbia della mia quarantena. Me la passo veramente molto bene, sono in compagnia di tutti i miei dischi, qua dietro lo vedi. Io lo chiamerei la stanzetta dei giochi, eh? Sì, no, il parco divertimenti lo chiamo, certo, sì. E che giochi ci sono? A Dischi proposito di giochi, dappertutto, cioè proprio una cosa... sono confuso perché qualche tempo fa ho deciso di ripristinarli, di ordinarli, poi sai com'è? Uno li cataloga, dice allora qui metto questo, questo, poi il problema inizia quando ci sono i sottogeneri, capito? Che non sai dove andarli a mettere. Allora tu, dallo schermo non si vede, però ovunque c'ho dischi che non so ancora dove andare ad archiviare, quindi rimarranno lì per sempre a pigliare provolazzo. Però sono quelli che poi uno si ascolta con più piacere, perché mentre fai cose li vedi e li piazzi, capite? Quindi li ascolti. Davanti qua, infatti, io ho tutte le mie abbiamo una cose. malattia in comune, eh? Abbiamo una malattia in comune, ti capisco Sì, proprio, lo sì, sì, sai, non ho perché malattie. mentre la scendi, mentre la metti là, e poi mentre c'è la polvere, mentre la pulisce, diciamo, ma che fa, non me l'ascolto, ma io, quant'è? È il side B? È il side B che fa, non ce lo Esattamente. ascoltiamo. Esattamente, esattamente. Quindi non si vede, però ci sono qua tutte le pile dei 45 giri. Poi dopo la tua telefonata ho iniziato a cercare, a cercare, a cercare. Insomma, penso di aver raccolto per te un campione così, diciamo, musicale per poter avere una discussione interessante questo pomeriggio. Ma Caro allora, Giorgio Cangialova. allora facciamo una cosa, facciamo parlare un po' alla musica, la teniamo, la prima tune già ce l'hai presa, No, fammi no, no, sentire, no, cioè tu devi no, fare una no. cosa, Giorgio. Dobbiamo andare, diciamo, dobbiamo improvvisare un po'. Cioè tu devi ispirarmi qualcosa. Io chiaramente dei vinili li ho già scartati, li ho già presi e tutto. Però tu devi dirmi qualcosa, per cui io di quelli che ho preso, insomma, mi va di fartelo ascoltare appunto rispetto a quello che mi dici. Però Ok? te la posso dire la verità, te la posso dire la verità. No, non mi dire Intanto niente. sono onorato, cioè io c'ho, oggi il DJ, cioè, oh, ma che DJ c'ho? Ma Io intanto, so, infatti, DJ perché siamo amici, perché non è che sono DJ, i DJ sono altri. Io vabbè, sto- c'ho un talento incredibile. Allora, Esatto. facciamo una cosa, partiamo dall'ABC. Il tuo cantante preferito oppure un'etichetta che ti piace? A me, a me se gli metti lo Studio One, sai benissimo che cominciare Ok, di Studio One significa A. allora Dimmi. diciamo che da appassionato di musica reggae, ma di musica in generale, chiaramente sono molto legato alle etichette, quelle storiche, quindi quelle di Studio One, Treasure Island, ehm, Joe Gibbs. Joe Gibbs. Ah, Joe Gibbs, hai detto una bella, una bella cosa, compa. A proposito di Mi questo, piace appunto, perché vabbè, arrivano tutta. Dai, dai, ascoltiamo Studio One e poi esatto, parliamo. Che facciamo mi una piace. cosa. Altrimenti sentono solo due matti che parlano di cose di tutte strane. Facciamo parlare la musica. Grazie Davidone. E Guarda, intanto grazie a tutti quelli che tipo saranno collegati, ci lasceranno un commento e soprattutto siccome ora io mi metterò a giudicare o perlomeno a fare delle facce diverse a secondo del pezzo, se è bello, se c'è una ciurna e via dicendo, se gli volete mettere due cuoricini, se la ciurna vi è piaciuta o gli volete mettere un commento. È la prima volta che facciamo sto video, però ci farebbe piacere che magari poi dopo che ce lo rivediamo, ci vediamo anche i commenti di vediamo. quello che ti tira alle orecchie e ti avrebbe detto, oh, ma potevi mettere quello e questo. Allora, io Posso faccio dire? una cosa bella semplice. Allora, Vai.
A me uno dei cantanti miei preferiti in assoluto è Ken Boothe, perché mi ricorda un po' quel periodo in cui il soul, diciamo, si è impossessato della musica reggae, gli anni d'oro, appunto, che si cantava, proprio che cantavano. Metto un pezzo di Ken Boothe per la Trojan Record, ecco. Guardami, onorato. E allora 3, 2, 1, c'è la prima tune della prima puntata con Gangianova. Grazie Davidone ancora. Después hablame en español o intentamos buena música esto es el boom. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew is all the years I had with you. Ritornello. And I would give anything I own, give up my life, my heart, my own. Mamma mia, mamma mia. Questo pezzo tra l'altro poi lo rifecero negli anni 80 i Culture Club, diventò una super hit proprio mondiale negli anni 80, 84, 85 non ricordo, ma questo è Ken Boothe, the original Ken Boothe. Mamma mia, no, guarda, io ti dico, già al primo disco siamo di pelle d'oca, però te la posso fare andando personale. Sì, fammela. Tu sei il tipo come me che tipo ti metti a cantare le canzoni alla tua amata, gliele canti in fronte. Quante volte le hai cantata questa che Boothe? Dimmi la verità. Diciamo che è come se fosse la nostra canzone, ecco. Diciamo che... e allora qua c'è proprio anche il primo cuoricione. Sì. La salutiamo, la tua dolce metà, di cui non diciamo il nome, ma gli diamo sempre tanti bacioni. Si può dire. No, vabbè, l'Agnese, gli diamo anche un domone e un bacione. E allora introduciamo la seconda. Che cosa hai preparato? Dai. Sì, no, fondamentalmente questo. Diciamo che nel percorso mio musicale per forza ci sono queste etichette qui, assieme a tutte le altre, quelle che hanno formato il mio ascolto, appunto, non solo reggae, ma anche hip hop, dancehall, blues e tutto il resto. E quindi i miei ricordi, diciamo, dei viaggi di gioventù sono legati sicuramente a Londra, dove era tappa fissa andare a Brixton, chiaramente a comprare i dischi, ma anche a Roma, per esempio. Quando tu hai abitato pure a Roma, Giorgino, no? Guarda, ho abitato per 2 anni, ti devo confessare la verità, per chi mi conosce sa che io lavoravo tutto il mese, però una volta al mese dovevo andare a Roma perché avevo l'appuntamento fisso per andare a comprare, ascoltami, i dischi o da One Love Records, dal quale, poverino, ci sentivamo telefonicamente, mi avevano dato un'enciclopedia così, dove non è che c'era tutto catalogato per nome, cognome, read, c'erano i codici, quindi non vedevo loro, che tutto il mese stavo con loro telefonicamente, è arrivato, non è arrivato, e poi andavamo a prenderli, e quando li avevi, e quando li suonavi la prima volta, ma allora, in quegli anni lì, anche io stavo a Roma, forse un po' dopo, sono stato 2 o 3 anni a Roma, lavoravo io in una scuola di musica vicino la stazione Trastevere. E mi ricordo che c'avevi il furgone. Dormivo anche in furgone per un certo periodo. Vabbè, la tua classe, diciamo, la tua parte della tua vita, callejero, come si dice in Spagna, esatto, no? Esatto, la mia gavetta da callejero per farmi le ossa. A proposito di Roma, mi hai fatto pensare a una cosa, che appunto io abitavo lì. Anche la musica! Andavo sempre al One Love anch'io a comprare dischi, c'era Macro Marco al bancone, erano gli anni in cui lavorava Marco lì, che salutiamo tra l'altro. One Love. Ciao Marcola, se ci senti ho un onore. Allora mi ricordo in quegli anni, mi senti? Claro. Non so se lo trovo subito, però mi ci hai fatto pensare tu. Ah, ecco qui. Non mi ricordo che anno era, forse c'è scritto. Fammi vedere l'etichetta, fammela vedere, faccela vedere. No, ti faccio vedere direttamente il cartoncino. Allora, 2006. Wow, Thompson Sound.
tu, my friend Lorre, Mouse. Ica Mouse. Allora, erano gli anni dell'Acqua Riddim, ti ricordi, no? Claro, sì, certo. Lui ci cantò pure, adesso se ce l'ho sotto mano lo piglio pure, però questo qui è il disco che gli ho fatto autografare, chiaramente, Ica Mouse. E allora ce lo ascoltiamo. Il topolino. Abbiamo il gatto, la tigre, il leone, ma in questo è il topolino con voce. Bang don den, bang ding dang ding 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 don den, ding don den, bang ding dang don den ding dang don den don den. What to do? How we have one? What to do? How we have one? Il primo problema. No, senti che hai rovinato il disco, quante volte l'ho suonato, compare. Bellissimo, bellissimo. Vabbè, però tu lo sai benissimo che quando si sente il grugnio della Il fruscio della puntina. Tra l'altro, aspetta che secondo me ce l'ho sotto mano pure. Però ti posso dire che la Thompson Sound era una delle etichette dove invece si sentiva perlomeno Sì, vabbè, chiaro. sound. Allora mi ha fatto pensare sempre a questa cosa qui. Questo no, in puro freestyle, perché mi ricordo poi quegli anni lì, erano gli anni dell'Acqua Riddim. Su Riddim c'erano un sacco di amici, c'era Killa Cat, tutti i pezzi che in quegli anni andavano belli. C'era il vado a sud. Su quel Riddim ci cantava pure Ica Mouse. Sì, me lo ricordo. E allora li ascoltiamo. Di nuovo Topolino, 2 topolini oggi. Biddy bang bang, biddy bang bang, biddy men. Biddy bang bang, biddy bang bang, biddy men. Bang ding dong ding. Capito, Giorgino? Che anni. Altri tempi. Wow, però no, quegli anni lì mi ricordano, perché la cosa figa di quegli anni era proprio questo, che uno a 20 anni, a 22, a 24, cioè il reggae, e iniziare a cantare il reggae o passare il reggae era una cosa proprio che ai giovani piaceva. Ti ricordi in Sicilia quanta gente c'era che cantava in quegli anni lì? Tipo il 2005-2006, in ogni paese, in ogni città, almeno un MC o un singer o un toaster o un DJ reggae c'era. E questo era grande e grazie comunque anche ad un numero enorme di sound system e di stimoli, come sai benissimo. Tu in questo momento tutto il mondo, lo sai quanto stimoli dai non solo magari ai siciliani ma magari agli altri, perché comunque il tuo sound viene sentito ormai in tutto il mondo. Ma in quel periodo, come ben sai, eravamo ben circoscritti in Sicilia, o perlomeno non avevamo YouTube, non c'era il social che magari uscivi il pezzo da Chun e te l'ascoltavi. E anche per questo ci sono delle cassettine, dei CD o dei file che non sono mai usciti, o sono usciti da una parte della Sicilia e dall'altra no. Esatto. Periodi completamente diversi. Che il Rototom in questo senso ha fatto molto, One Love by Power ha fatto moltissimo, Trix a Bologna e tantissimi, Jamaica a Milano, e tutti i sound system promoter come voi e in parte come noi, che hanno fatto sì che in ogni territorio si sviluppasse questa cosa qui. Ora chiaramente con internet e tutto è facile, però ai tempi bisognava andare a Londra a comprare i dischi per sentire i pezzi Trojan o per averci. No, non solo, credo che i sound system in quegli anni e soprattutto negli anni prima, lì apri un argomento gigantesco, Giorgino, perché però che lo diciamo sempre, grazie per quello che hanno fatto per il dialetto mischiato con reggae, che poi loro se non ci fossero stati loro io non sarei esistito, Shakalab non sarebbe esistito, perché chiaramente hanno aperto le porte a un certo tipo di reggae, di ragamuffin, di dancehall music fatta in una certa maniera, e per me proprio è stata un'illuminazione. Questo Enrico allora gli dedichiamo un pezzo a loro, ma scusa, ma gli dedichiamo un pezzo a loro? Gli vogliamo dedicare un pezzo a loro? Ascolteresti con Perro Fabio e gli diresti: oh Fabio, cazzo, guarda, io ti conosco, so che tu musica ne ascolti tanta, però questa, voglio che ce l'ascoltiamo assieme perché voglio il tuo fardo e ci vogliamo prendere tutte e due bene. No, allora facciamo una cosa. Siccome io con Fabio e Enrico mi ci sento spesso e loro lo sanno quanto rispetto, a proposito di cappellino, respect, eccetera, di noi, perché io ero fan e sono fan su Sound System, poi abbiamo iniziato a collaborare insieme, adesso siamo fratelli, però rimangono sempre dei maestri, e per me, per tutta la vita, anzi ora mi tatuo le 3S,
assieme alla S di Shakalab, perché per me sono veramente dei maestri. È gente che ci ha dato un'altra opportunità, nel senso, senza di loro magari non avrei fatto questa cosa e non so ad oggi quale sarebbe il mio lavoro fondamentalmente. Ecco. Allora, a proposito di quel periodo lì, siciliano, ti metto un pezzo che secondo me ti deve ricordare una cosa molto carina. Mamma mia, già tremo. E allora questo lo dedichiamo anche a Fabio allora, e ad Enrico, anche se io non mi ci sento spesso, però li rispetto tantissimo. Questa è la version, chiaramente. Allora, te lo chiedo io qua sopra, sul Medsic chi ci cantava? Un uomo che è venuto una volta in Sicilia. L'elefante. Perché se lo dimentica il Marsic Massive B, etichetta nera, scritta gialla, mannaggia. Bobby Condor sa dei story. Who is gonna help me? 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 Oh, come now. Na 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 na. Who is gonna help me legalize marijuana? Che dici, Giorgino? Che mi è salita la scimmia con King Kong. Tu ricordi quella volta che c'era la... Perdone, io pensavo Elephant Man, perché su quel ritmo era spacca tutto, però mi ha fatto ricordare il Super King Kong. Ricordi quella volta che King Kong giocò a calcio a lingua glossa? Te ricordi sta storia? Che anno... Ma guarda, sono uscite delle foto di Angeluzzo, se non mi sbaglio. E per quello ci ho pensato. 2006 e 2007. Quindi pazzesco. Che periodo, guarda, non ti racconto cosa abbiamo combinato con Big Man e Piergianni per arrivare dal sud della Sicilia fino, non so se Lingua Grossa è sul cratere del vulcano, uno spazio bellissimo, e noi dovevamo arrivare dal fondo della Sicilia giustamente sopra dell'Etna, come tu giustamente dalla tua parte per arrivare ogni volta a farti una dancehall, chilometri e chilometri, ma non solo per cantare. Lo facevamo anche per stare assieme, però con la macchina sul palco 3 minuti prima che dovevo cominciare. Esattamente. Quindi, tipo, mi hanno fatto entrare proprio con la macchina, con i dischi, proprio lì mi hanno detto 3 minuti e cominci. E il primo disco non lo dimenticherò mai, avevo ancora il giubbotto, la macchina che stavano uscendo i dischi, ho preso il primo e ho detto lo metto. E ho fatto così, non lo dimenticherò mai di quello. E poi quel King Kong... No, io mi ricordo che sono arrivato quella volta, c'erano tutti, come sempre, c'era tutto il gruppo formato davanti, dietro la console di lato, cantanti, MC, di selectors e cose, e mi ricordo che c'era sto cerchio con la palla che si passava la palla al volo, insomma, e io appena vedo questa cosa qua mi ci voglio fiondare. Mentre giocavo e palleggiavo dissi, ma a quello al lato me faccio, ma quello lì è King Kong, che cazzo ci fa? Ed era lui che palleggiava là vicino alla console. Era rimasto 2 mesi, se ben ti ricordi, sì. in Sicilia, dopo le sue varie apparizioni. E poi, se ben ti ricordi, c'era Mamma Marias pure. Certo, c'era Maria. C'era proprio un periodo in cui c'erano 6-7 cantanti, credo, lì a Lingua Grossa. A voglia. Come dicevi tu, periodi totalmente diversi, ma bellissimi. Che non torneranno più, perché chiaramente adesso i ragazzini di 18-20 anni hanno un approccio alla musica diverso. Cioè è più facile arrivare chiaramente a roba come l'hip hop o la trap che andare a fare una cosa di dancehall che quando racconto certe cose mi sento tipo lo zio vecchietto che racconta, no? Di quando era giovane. Fammi ascoltare un altro disco, e su questa cosa ne voglio parlare meglio. La generazione che è uscita con YouTube è la generazione che non è uscita, non ho avuto mai YouTube. Allora facciamo una cosa, ti metto un pezzo e lo dedico ai miei fratelli Trina Crew, dei quali chiaramente fai anche parte. Grande. Onorato. E lo capirai perché io lo dedico a loro e a voi, insomma. E lo dedichiamo a Lozzi Luciano, a Panù, a Raspepi, a Tunaman. Allora Daddy King? Daddy King. Un abbraccione a tutti, Trina Crew nel cuore. All
up and fight. No make nobody broke your stride. Get up, son up and fight. No care who want to criticize. Get up, son up and fight. No make nobody hold you down again. You better than the whole of them. Che dici, Giorgino? Che dici? Grazie. Grazie perché su questo una ritmo è il nome credo di Trainer Crew e la seconda per il ritmo è il Super Shaggy. È il Super Shaggy. Return Reading VIP Records. Però ti devo dire la verità, quella è una ristampa, originale è Big Yard, ed è di colore verde. Davidino. Però sono felice di questo. Questa qua praticamente su questo Reading i Tirabù ci cantavano Radici, quindi ai tempi un edificio, caro mio. E perché 40 gradi? Quando erano 40 gradi? Perché tutti i siciliani erano addomati. Tutti addomati. Io non riesco a dimenticare da dove vengo e che cosa provo per la musica. Aspetta, ma tu stavi parlando di Vulcano? Vulcano? Dell'Etna? Di Vulcano? No, ma poi ho visto già che il nome è uguale a quello che c'è dietro. Subito! Lui è un albino, giusto? Però è del vero King of Dancehall, Per me lui e Barrington Levy hanno inventato quella che ora chiamano dancehall, o no? Ora ne parliamo. When you say this rhythm, you have a patch. Yellow man made it. And you say after me don't made it. Me set it. Bra. Zungo zungo go zungo zen. Zungo zungo go zungo zen. Oh, seminador! Parrucca! Occhio che va tutto in distorsione, compare. Scherzo! Wow. Oh, Yellowman, wow! Certo, compare lui, Barrington Levy, chiaramente l'usignolo del reggae, Shabba Ranks, un sacco di gente che quando è morto Bob Marley, chiaramente la gente era preoccupata e diceva aspetta, morto Bob Marley, come cazzo fa la musica reggae ad andare avanti? E poco dopo si aspettava il disco di Ziggy Marley che poi uscì nell'86 e fu un po' un flop, diciamo. E quindi... poi l'altezza del padre, diciamo. Chiaramente, diciamo. E allora iniziarono a uscire Yellowman, quello stile lì e tutto. Per fortuna sono uscite delle bellissime bombe, per cui in quei 10 anni poi si è riusciti. Poi gli anni 80 del reggae sono pure molto belli perché Black Uhuru, cioè se metti un disco di Black Uhuru adesso suona ancora Steel Pulse, Oswald. Forti. C'è anche lo stile inglese che a me piaceva e piace tantissimo perché magari è stato quello più radiofonico. Sì, lo stile inglese chiaramente è uno stile fatto per il mercato, diciamo, occidentale, quindi è chiaro che è un pochettino più radiofonico, però cioè, l'Inghilterra ha regalato alla musica reggae dei momenti pazzeschi, proprio forse è il posto che io preferisco dal punto di vista proprio della cultura. Quegli anni lì, fine anni 70, inizio anni 80, quando diciamo le classi sociali basse si iniziavano a incontrare, quindi tipo gli immigrati giamaicani si iniziarono a incontrare con gli skin inglesi, si formarono tutto il movimento dei Red Skin e tutto il resto, quindi gruppi come i Clash che hanno collaborato con Junior Marvin e altri, i Specials, i Selectors, i Madness, tutti questi gruppi qui inglesi hanno spaccato tutto, chiaramente. Ancora oggi quando vai in Inghilterra in certi negozi di dischi proprio insomma è il nostro habitat naturale. Io mi ricordo la prima tappa che faccio sempre in Inghilterra, non Brixton, ma vado a Camden Town e vado alla bottega dell'Onesto John, Honest John Record, e lo vado a svaligiare. Però ti posso dire la verità, sì. È veramente un onore parlare con te. Veramente, perché comunque... Grazie Giorgino, anche per me. Il diavolo e mannaggia, ma io mi ricordavo che eri il più balordo, però mannaggia, bravo. Io il balordo lo faccio sul palco per lavoro, e quando scendo dal palco anche io ho la mia serietà, insomma.
No, la verità è questa, che abbiamo passato anni bellissimi, poi quando si diventa un po' più grandi sia i ricordi ma anche l'esperienza musicale di quello che hai fatto, di quello che hai comprato, dei viaggi che hai fatto, poi ti formano chiaramente e quindi possiamo stare qui a parlare 2 settimane e non fermarci un secondo di aneddoti, di musica, di cultura, eccetera, eccetera, quindi per me è pure un piacere quando si incontra una persona come te, seppur a distanza con cui parlare, ecco, di musica. Ti do una chance, guarda, metti una selezione una ciurne tu. Però dopo questa ciurne che selezioni, vorrei capire qual è una ciurne che ti lega a te, BR1, BR2 e gli Shaka Lab tutti assieme. BR2 sarebbe Marco Lizzo, no? Sì, per me, tu lo sai la storia di BR1 e BR2, per me rimarranno sempre BR1 e BR2. Per il primo MC Contest che poi racconteremo in un'altra puntata dove racconteremo gli albori della West Coast e East Coast dei cantanti. Facciamo una puntata apposta della scena siciliana e raccontiamo un po' di aneddoti. Bravissimo, ho la speranza di tanti insulti o di tanti consigli che sì, sbagliamo giustamente li possiamo prendere. Ma sicuramente sbaglieremo, ma il bello è quello, insomma, gli insulti ci sono sempre ed è buono anche questo. Cioè, meglio gli insulti che l'indifferenza, Giorgino. La Bravo. E invece dimmi un disco che magari, non ti dico che vi ha ispirato, che vi ascoltate assieme, che vi dà la carica, lo sai? Non so se voi vi capita che magari prima di un live c'è chi sta tanto in silenzio, chi si concentra, ognuno ha le sue metodologie. Io sono uno di quelli che invece magari prima di partire, prima di fare, che sono di caricarmi, prima di uscire da casa, io il mio pezzo preferito della serata, quella cosa, me lo suono. Guarda, il discorso è che noi con i miei fratelli Shaka Lab diciamo che siamo 4 persone molto diverse e la forza è proprio quella, perché io possibilmente vengo da un'esperienza molto più new roots, dancehall, Giamento da roots, proprio quello in pietra degli anni che furono. Considera che lui presentava il programma radio nel 79, quindi tutta quegli anni lì cioè proprio lui è proprio una cima di questa cosa. Marco Lizzo proprio ascolta hip hop, proprio che ne sa una più del diavolo di quella cosa lì. Un po' tutti sappiamo, ci conosciamo la musica che ascolta l'altro, però poi ognuno di noi ha la sua specialità. BR1 è una cultura di musica di tipo cantautoriato italiano omicidiale, per esempio. E ognuno di noi poi nel suo privato ascolta un po' cose differenti, effettivamente. Il tutto poi che succede? Si riaggruppa come? Nello stile che facciamo noi. Amalgamato ha creato Shaka Lab. Esattamente, stili, quindi quello stile tra l'hip hop e il reggae. Esattamente. E quindi qual è questo pezzo che, cavolo, però tutte queste 4 persone con culture e con ascolti magari personali differenti, magari vi unisci. Tanto ce ne possiamo ascoltare una che dici tu. Facciamo una cosa. Una che ti ha dato vai tu. Non voglio neanche troppo condizionarti. No, mi piace l'idea che praticamente te lo raccontavo per telefono l'altro giorno, che ne so, vediamo, aspetta, perché mi hai preso un po' alla sprovvista per questo, con questo. Vabbè, è il freestyle. Allora, facciamo una cosa. Intanto mi fai una vernacchia perché io ti ho messo in difficoltà. No, ma secondo me ci sono i pezzi. Ecco, facciamo questo qua. Sono riuscito a mettere il disagio a Davide Re, che non lo sappiate tutti. No, il problema è che ho paura a mettere le mani nella parete lì, compa, perché no, quello abbiamo detto che se arriviamo alla 5ª puntata assieme apriamo i 33. Per ora sono 45, va bene? Ok, allora me ne esco con una cosa che non c'entra niente rispetto al discorso che facevamo. Nel senso, musicalmente aveva anche un suo percorso, però da questa domanda poi arriviamo a un'altra cosa, vabbè. Allora, come si suol dire, mi stai palleggiando. No. Ora t'acchiappo, compa, ora t'acchiappo. Condem! I want to hear about. Tell a girl say, me's a girl, me no fight over man. From a little bit of just some tana.
This a gal uncle one game one. After that him turn fool time. Just get the bomber. Why pussy gal no fight over man? And everybody knows that we are name brand. Spice, ai tempi che fu. Però non mi hai giocato, hai parlato di una ghetto story, quindi giustamente non è così sbagliato. Dai, ti aiuto. Diversi ghetti, diverse famiglie, va bene. Questa qua ci mette assieme tutti assieme, giusto? Ci mette assieme perché questa qui, artisti così, dancehall, sono quelli che poi alla fine ci mettono, effettivamente ci accomunano, perché su queste cose qui uno ci può cantare, ci può rappare, ci può fare un po' quello che vuole. Ed è la forza che, diciamo, lo stile che ci dà la forza, ecco, di poter fare quello che vogliamo. Mi ha messo un po' di difficoltà perché fondamentalmente dovrei prendere invece un disco dei Borgia Americans, di quei gruppi lì, di quegli anni lì, cioè quando la Giamaica arriva a New York, e ti parlo anche di gente come Kool Herc, che potrebbe, ecco, forse si vede qua, ecco, questa persona qui, praticamente l'ultima volta che sono stato a New York ho beccato Kool Herc, cioè colui il quale ha inventato l'hip hop, che è giamaicano, chiaramente. Diciamo che eravate tette a tette, per un poco non ti offriva anche un cocktail, dai. No, gliel'ho offerto io veramente, perché era al bancone. Ho avuto il piacere di offrire un cocktail, anzi una birra a Kool Herc. Però esatto, un pezzo rappresentativo, c'è un gruppo rappresentativo degli Shakala, potrebbe essere i Borgia Americans, cioè giamaicani che stanno a New York, che cantano, fanno ragamuffin su strumentali hip hop, ecco. Questo ha preso un po' la sprovvista, perché dovrei andarla a cercare da quella parte lì, ecco. No, però già che mi hai detto il nome, ti giuro, con te farei una puntata solo di reggae hip hop. Già che mi parli di Borgia Americans, per me è veramente belle doga, perché non sapevo con chi parlarne, ma è uno dei miei cioè, delle mie crew preferite da sempre. Di quegli anni del reggae pop sono stati fondamentali, dai. Certo. Infatti io dico sempre, noi Shakala non abbiamo inventato niente, abbiamo semplicemente preso delle formule inventate da gente come Borgia Americans e tanti altri gruppi, chiaramente. Però di New York, dire che il risultato non è venuto male, eh? Il risultato non è venuto male. Non è venuto per niente male. Mamma mia! Allora, facciamo così, cambio totalmente, come uno si può aspettare anche da me. Insomma, che ti aspetti quello che non ti aspetti, effettivamente. E siamo in due. Per me, tutti sanno che quando c'è la pazzia nel mezzo può essere una pazzia o una brillante genialata. Brothers and sisters! Brothers and sisters! I don't know what this world is coming to! Yes, the rhythm's a rebel. Without applause, I'm lowering my level. The hard rhymer, where you never been, I'm in. You want styling, you know it's time to get. The enemy telling you to hear it. They praise the music. Wow! Wow, che bombazza! Questo disco qui l'ho comprato a Brooklyn. E tu, cioè, vuoi mettere che io vado da collezionista a New York e non mi compro un disco dei Public Enemy? Per favore, non mi fate ridere. Ma non solo, ti posso dire una cosa. Onestamente, credo che abbinato alla tua maglietta, ma anche le tue ciabatte. Ma che sei con le ciabatte? Sono a casa. Con le ciabatte. Il ciabattone. Cioè, ti vogliamo bene, noi ti vogliamo così. E dimmi la verità, c'è anche la birra messa da qualche parte? C'è il bicchiere di birra? L'ho finita poco fa quella l'ho finita poco fa. Allora, non si può fare le pubblicità, però senti. Allora, guardami, ti posso dire la cosa, abbiamo le ultime 3 canzoni. Le ultime 3, va bene. Sì, guarda, ti volevo chiedere una cosa. Sì. Di questa puntata però, perché devi convincere a un po' di persone con l'ultima tune a farti ritornare con Gangialova. Non è qua, dobbiamo convincerli a tutti, perché allora, non è che... Allora faccio così, passiamo l'ultima per questa puntata e poi ci diamo appuntamento. No. Tu sempre 3 ne vuoi passare? Vuoi passarne 3? Ma perché non voglio che finisce mai? Va bene, allora facciamo una cosa. No, guarda, compare, perché se mi fai cioè, io parto e non la finiamo più,
Io piglio tutti i dischi. Ma onorato, sono solo Allora, onorato. Facciamo una cosa, metto un pezzo sempre legato al periodo quello dove noi ci abbiamo dato dentro di brutto, che ci siamo conosciuti e tutto. Probabilmente forse un po' dopo questo pezzo, però lo senti. Ed è lo stile che a me piaceva di più, che era il New Roots Lover. Perché io fondamentalmente ti ricordi di me perché mi arrampicavo di qua e di là sui palchi, sui tralicci e cose, però fondamentalmente ho sempre avuto il cuore tenero, Giorgino. Lo so. Ma noi che ci arrampicavi ci piaceva tantissimo. Perché eri una brutta copia di Elephant, nel senso che ti mancavano solo i capelli. Poi per arrampicata e per puzza di ascelle credo che eravate uguali. Smettila! Vediamo se lo trovo. Aspetta. Poi ci avevi visto con i capelli mezzi rossi e mezzi gialli, Intanto ringraziamo a Peppe che ci sopporta. You know, he's a man who can't take the botheration, you know. So let the door it, yeah. I wear the good Lord splits, no. Brand new music on this, you say you love me and you care, but you never then near. You're always on the run. Now tell me this, why we can't spend no quality time? Kick back and just unwind. You always have something to do. That simple mean that love you not true, cause only when you want to me hear you shout I love you. Tell me where all the passion gone, all of the Aspettami il ritornello, where is all of the tenderness? And there is something else that's been bugging me for so long. Tell me this, tell me if love's so nice. Tell me why it hurts so bad. But if love's so nice. Tell me why I'm sad. Missing a girl. Wow. Questi erano i nostri tempi. Quando dice i nostri tempi, nel senso che noi 25 anni, 22 anni, 23 anni usciva questo, no? Questo di che anno era? Dico la verità, la prima volta che l'ho ascoltato ero in Salento, perché non avevano stampato quell'anno quel disco a Rototombo, forse sono arrivato troppo tardi e si sentiva questa voce di questo giovanotto, perché fu la prima uscita vera di Junior Kelly, perché Junior Kelly ancora non aveva fatto nessun album, quello è stato il suo primo singolo. Junior Kelly, sì, diciamo che c'è da un sacco di tempo, però è sempre giovane. Lui era... suo fratello grande mi sa che era in Kilimangiaro, nel Sound, mi sa che è pure morto. Esatto. Non so se tu vedi, guarda, no, non si vede bene. Questo qui è il timbrino di Maca Splaff Sound. Maca Splaff. Ma aspetta, che è combinato come a me, che ho trovato un disco del Prof dopo 12 anni che non suonavamo assieme. E no. Ho visto un regalo, dai. Allora, quando il Maca Splaff si è sciolto, diciamo, si è fermato, io ho voluto comprare un bel po' di dischi storici loro. Ho comprato anche il giradischi. Infatti saluto mio fratello Marcello Sciaga, sempre nel cuore. No. Cioè, non mi dire niente. I dischi dei Maca Splaff, compare, io quando l'ho restaurato, l'ho aperto tutto, è uscita la sabbia di San Pieri, da dentro il giradischi. Dico solo questo. Ti volevo dire proprio questo, ti ricordi, io non lo dimenticherò mai quell'estate col furgoncino di Roberto. San Pieri, pazzesco. Con Lady King, anche c'era Marcellino, cioè... Ma di che stiamo parlando? E che estate che erano a San Pieri quando si potevano fare l'illegale, arrivavamo con i gruppi elettrogeni. Un po' a me i dischi di benzina ancora ci fanno odore, quindi fatti il conto. No, comunque, compare, tu mi fai scendere le lacrime, perché sono cose che... Come fai a raccontarle ai cristiani, insomma? Ma ti posso dire la verità, in ogni caso credo che come lo esponiamo, credo che si vede che non è nulla di finto quello di cui stiamo parlando, nulla di preparato. E le emozioni, come tu sai benissimo nella musica, riusciamo a trasmetterle benissimo. E quindi, come magari riesci a farlo questo, la gente lo sa. Magari non lo potrà provare come l'abbiamo Quanto è stata importante per noi la musica reggae, cioè comunque ci ha svoltato le giornate in periodi di merda, chiaramente ci ha fatto compagnia anche di solitudine. Quindi, diciamo... Eravamo 300-400 chilometri per vederci. Cioè, quella è malattia, cioè, o come dicono i Sound System è una medicina, e quindi quando magari noi passiamo una settimana di merda con 1000 stress, non legava niente, dobbiamo fare 200, 400, 500 km per un giorno, magari non torniamo a casa, dobbiamo stare assieme.
cosa che magari ora Sì. con YouTube. L'altro giorno sentivo il disco del 97 di Buju Banton, In 98, e in un interlude lui dice reggae music is a part of my culture, e l'ho messa in un mixtape. Fondamentalmente così è, nel senso, possibilmente non fa parte della cultura dei nostri nonni, dei nostri genitori, però fa parte della nostra cultura. Noi siamo cresciuti a pane e reggae music, quindi questa cosa noi non possiamo fare altro che tramandarla a chi viene dopo di noi, ecco. Bellissimo, Ci sono giornate che uno si sveglia con i cazzi girati e chiaramente la reggae music ti aiuta. Voglio passare questo disco. Lo passo perché perché... è il tuo ultimo, e poi c'hai uno che me lo devi dedicare a me e a tutti quelli che ti vogliono rifare ritornare con me. Ok, va bene, allora facciamo così. Metto questo ultimo prima dell'ultimo, quindi il penultimo disco, e lo dedico a tutti quelli che non hanno confini nella musica, che la musica fatta bene la apprezzano senza dire ah no, questa è così, questa è così. Quindi viva il mashup, viva la mischia di generi. Ecco. Wow, grazie per quello che hai detto. Condivido. No, it sounds funny, but it does face me. And I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all again. You see, I'm big stone about love. That's why I'm easy. I'm easy like a Sunday morning. Easy like a Sunday morning, caro Giorgino, quando hai i coglioni girati, vivila come una domenica mattina, easy, nella tua tenuta di Tenerife. Nella mia piccola casetta in campagna, ti posso dire la verità, mi hai fatto chiudere gli occhi. Grazie. Però per chi non lo sa, ma ce lo presenti questo disco? Perché non è che hai scelto solo un bello speech, cioè qua siamo anche per fare vedere e diffondere cultura. Allora, praticamente nella cultura reggae è inevitabile che ci sia la musica soul, la musica funk, la musica... perché è tutto interlacciato, chiaramente la radice è black, però come ci ha insegnato Sir Coxsone Dodd e tutti gli altri, ad un certo punto in Giamaica c'è stato il bisogno di trasformare quella che era la musica R&B americana in una musica in una chiave che potesse essere apprezzata e capita dai giamaicani. Ricordiamo sempre che la Giamaica è un'isoletta in mezzo ai Caraibi dove si suonava musica tribale o musica mento o musica comunque... esatto. Quindi bisognava trasformare quelli che era la musica americana, il rhythm and blues, il rock and roll, in una cosa capibile per i giamaicani. Ed è lì che nasce il rocksteady, no? Posso fare la domanda da 100 milioni di dollari? Sì, fammela. Secondo te, come sta succedendo ora, come è successo negli anni 90, negli anni 2000, no? Il mercato americano dettava il rhythm and blues e la Giamaica si esce il rocksteady, no? Poi esce il rap e i giamaicani escono questo ragamuffin, poi i giamaicani cominciano a fare più reggae e pop, però il sound giamaicano è molto più forte e addirittura ora nelle nuove produzioni, che si chiamano dancehall in questo momento, ascoltiamo la mitraglietta trap come incide e vuole il mercato mondiale americano. Ora, secondo te i giamaicani, come è stato per il dub, come è stato per il roots rock reggae, si affidano sempre all'ondata dopo degli americani o secondo te li hanno, diciamo, a volte anche ispirato gli americani? È uno scambio, la musica non è mai univoca, la musica è a doppio scambio. È una strada a doppio senso, non è a senso unico. Quindi succede che l'America, diciamo, ispira la Giamaica ispira l'America, torna, boom, boom, boom. L'altro giorno vedevo un documentario... La mia domanda è, l'ostentare nel 2020 che per forza ci deve essere il basso trap o la mitraglietta al posto della rullata
È un'esigenza del mercato o perché si è persa secondo te anche l'identità di un sound roots rock reggae che ascolti solo con Jesse Royal, con Prodigy o con Kabaka Pyramid? I registri di ascolto cambiano, Giorgio. Per ora i ragazzi di 18 anni vogliono un tipo di musica che rispetto a quella che ascoltavamo noi è diversa. Si è evoluta, per alcuni si è involuta, eccetera, eccetera, però è cambiata perché le canzoni durano molto meno. Anche il modo di scrivere le parole è diverso, completamente diverso. Bisogna essere molto più smart, molto più veloci, perché a differenza della nostra generazione, la YouTube generation c'ha i video suggeriti al lato, quindi a 1 minuto e mezzo, se già il pezzo non ha detto quello che doveva dire, skippano e vanno avanti. Skippa. Quindi fondamentalmente è questo il problema. Lì apri sempre un altro capitolo gigantesco che è il tipo di adattamento del registro comunicativo dei generi rispetto agli anni, ok? Però io per esempio l'altro giorno, 2 anni fa, ho visto un documentario in cui si parlava che la musica jazz è stata il primo disco di musica jazz, l'ha registrato un tizio di Salaparuta, Nick La Rocca, cioè un tizio di Salaparuta, provincia di Trapani, che se ne parte dall'altra parte del mondo come un immigrato e assieme agli afroamericani registra il primo disco jazz. Quindi si può dire che la Sicilia era un clarinettista, ha contribuito alla nascita del jazz. Ok? Cioè, capito? È uno scambio continuo. Non la sapevo, grazie. Questa, devo essere onesta, non la sapevo. E grazie di un'ulteriore lezione. C'è un documentario, si chiama Nick La Rocca, jazz comunque, cioè si trova, cercando si trova. È una storia bellissima. A te sta cosa dei nomi mezzi italiani e mezzi americani ti piace? Quando sei andato a New York? Io vado io c'ho a Zia Mariuccia al Queens. Vabbè, scusa. Spacca tutto. Salutiamolo, Zia Mariuccia, God bless you. È la zia di mia moglie che però proprio mi fanno sognare, compare. Ogni volta, almeno una volta l'anno a New York ci sono stato in questi anni, anche 2 volte l'anno, mi hanno fatto sognare. Però dimmi la verità. Un pezzettino di formaggio, un pezzettino di salsiccia secca gliel'hai portato. Dimmi la verità. Hanno tutto là, hanno tutto, compare, hanno tutto. Oh. Sì. La zia Mariuccia c'aveva le cose piantate fuori, i fiori di zucca. Grazie, zia Mariuccia, God bless you, zia Mariuccia. Allora, stai scegliendo l'ultimo? Sto scegliendo l'ultimo perché... Allora, te lo posso dare un'introduzione io? Sì. Tu hai fatto un album che mi è piaciuto tantissimo e di cui ho avuto la fortuna di avere anche un mezzo regalino da te, che era L'altro viaggio, giusto? Ah sì, Un altro viaggio. Un altro viaggio. Io sono flashato con una canzone degli Shaka Lab che dice: mi piace viaggiare, portare con me Dai, la canti perché non ce la faccio, io sono strano, me la canti questa canzone 2 secondi solo e poi ti spiego il motivo perché ho visto che questo testo è stato addirittura dipinto in un muro al posto giusto, che è il titolo di un altro tuo hit. Vabbè, diciamo, ma qua c'è la cosa assurda che c'è successa qua in paese, è che tipo il sindaco ha messo il cartellone di benvenuti in paese sotto la scritta del paese, sotto c'è scritto il posto giusto Shakalab, cioè c'è proprio il cartello turistico. No, è una cosa che non è successa. Più sociale, ti dico, guarda, per me è una delle cose che per appartenenza, cioè se io mi sveglio un giorno, no, penso che avrò 60 anni e mia figlia ne avrà 20 anni e arrivo a Torretta Granicola e vedo, minchia, questa cosa qua. E mi immagino a te, credo, in un futuro che sarai più vecchio e ti diranno, minchia, ma voi sapete che cos'erano gli Shakalab? Quindi per me è una cosa, per questo ti ho detto, voglio l'ultimo pezzo a carica perché è una delle è come arrivare, cioè io dico sempre, quello che è successo a me è talmente tanto emozionante, non lo so, è come, ti dico a te, immagina di arrivare un giorno a Modica e trovare sotto il cartello benvenuti a Modica, città di Giorgio Cangialova, capito? Cioè, per noi è stato, io infatti ho chiamato poi il pomeriggio l'ufficio stampa del comune e ho detto, almeno aspettate che moriamo, per questa cosa. Comunque, però ti posso dire la verità. Ora, a parte la cosa emozionale che comunque è importante, è stato fatto, e te lo dico anche io perché io credo che in Sicilia, oltre a tante eccellenze buone da mangiare, la musica ha avuto anche un peso importante. certissimo. Per Granicola
il turismo musicale, cioè quando Shakalab viene a suonare, quando c'era che ci riunivamo al tuo chalet e ci mettevamo giustamente a Torretta, credo che sia un paese che in inverno abbia un X di popolazione. 35 persone. Bravissimo, come il mio che era 33, Marina di Modica. Ora credo che in estate sarete 3.000, 10.000, ma poi quando cominciano una dance arriva a 800.000 persone. Certo. Nella tua zona, il turismo musicale o questa cosa che ti hanno dedicato è fatto anche per un ringraziamento di quanto Sì. la musica è fatto anche ad un contorno di persone che magari come me facevano 400 km, però poi si prendono il B&B. Sì, Giorgio, allora il discorso è stato questo, che tipo quando uno fa musica alternativa in un posto come l'Italia non viene visto mai molto seriamente e quindi sei kiddo spardato, quello drogato, quello che tanto poi prima o poi si mette la testa a posto. Noi negli anni abbiamo dimostrato invece che questa cosa qui, questa attività è un'attività seria, può diventare un lavoro, può diventare di ispirazione e soprattutto può essere anche un veicolo economico per il territorio. Significa che se, per il fatto che esistiamo noi comunque, il forno lavora, la pizzeria lavora, il ristorante lavora, il bar lavora, quindi gira pure oltre la cultura, oltre le positive vibes, gira anche l'economia. Questa cosa qui per noi è stato un ringraziamento o simbolico per dire noi comune, noi istituzione comunque vi riconosciamo come entità territoriale che fa bene al territorio. E questa cosa qui è una cosa che quando io ne parlo mi fa venire la pelle d'oca perché esatto, compare, perché è un riconoscimento ed è un riconoscimento a un gruppo reggae, non ce lo scordiamo mai. Questa cosa non era mai successa a nessuno che un'istituzione riconoscesse in un gruppo reggae un valore al territorio, capito? Questo è. Allora diciamo che prima ti ho messo in difficoltà con il disco, però questa domanda l'abbiamo azzeccata, l'ho azzeccata almeno questa domanda. No, grazie. Bello con la pelle del due, bello, no? Sì, no, perché è chiaro che tipo non è tanto bello parlarne sempre di queste Shakalab, perché noi abbiamo fatto, però è chiaro che sono cose forti che ci sono successe negli anni. Questa come tante altre. Ed è bello che quando si parla con amici e tutto, un po' si ricordino queste cose, perché effettivamente sono cose belle per tutti, ecco. Cioè io mi immagino magari i miei amici... Dare l'appartenenza, essere riconosciuto, mettere il proprio paese al centro della propria attività, secondo me, e della propria arte è una delle cose più belle. Ma quindi lo sai che questo disco deve essere pesantissimo dopo tutta questa introduzione? No, in realtà è un disco bellissimo ed è una super tune classica, classicissima, però secondo me racchiude un po' tutto quello che abbiamo detto, un filo di speranza e anche un appuntamento alla prossima volta. Questo perché... Però lo salutiamo a Peppe Zero Comunicazione che ci sta aiutando, che ci ha sopportato oggi. Sì, grazie mille Peppe, scusaci, grazie grazie per la pazienza. Allora, dobbiamo perché questo lo vorrei ricordare sempre. Anche io questo disco, dobbiamo stare attenti. Sì. No, dimmi. Ragazzi, ricordatevi che l'Orre qua si sta giocando la prossima puntata, perché se non prende almeno cuoricino o qualche commento su questa tune, ragazzi, può essere che non ci rivedremo più, eh? No, allora io metto questa canzone per due motivi. Un motivo è perché bisogna ricordarsi sempre, quando uno fa qualsiasi cosa, che la volontà è la cosa più importante. Nel senso, lasciare al caso la propria fortuna attira un po' la sfortuna, ecco. E quindi bisogna ricordarsi sempre che tipo noi siamo il frutto di quanto ci rompiamo il culo noi, di quanto vuoi effettivamente una cosa, di quanto si è brave persone, di quanto sia chiaro l'obiettivo al quale si vuole arrivare. E se ti rompi veramente le ossa e sei una brava persona, la matematica e l'universo vuole che questa cosa avvenga e la raggiungi, ecco. E in più, se veramente vuoi, puoi ascoltare anche la prossima puntata di Giorgio Cangialova, ecco. No, con l'Orre però, la facciamo assieme. You really want, you can get it if you really want. You can get it if you really want, but you must try and try. You succeed at that. Try and try. Mi sarei giocato tutto con lo speech che avevi fatto.
ti stavo dicendo, guarda, se mi metti Jimmy Cliff, già sei invitato per la prossima. Ce lo facciamo vedere che è un Jimmy Cliff, if you really want, originale, bello, de casa. Anche perché Jimmy Cliff, Trojan Records, wow. Stiamo parlando che, ragazzi, questi dischi di solito non si ascoltano mai, non solo con un messaggio così positivo, da una persona così potente energeticamente come può essere Davide Lorre, ragazzi, ma che cosa potevo aspettare di meglio dalla prima puntata, veramente, oh. Che poi la cosa bella è, vabbè dai, facciamo un quarto d'ora, 20 minuti e parlando di quasi pochissime cose, un'ora. Vuoi sapere a quanto siamo arrivati? 58 minuti, eh? Esattamente. Ci sarà zero comunicazioni, che sarà di una felicità. Sarà incazzatissimo. Una bottiglia io e una bottiglia tu, eh? Va bene, Giorgino, per me è stato veramente un piacere, cioè quando vuoi, anche perché lo sai, compare, io appena parto, cioè possiamo parlare di quello che vuoi, possiamo parlare di musica, ma anche di Messico, ma anche di viaggi, ma anche di tutto il resto, compare. Noi qua parliamo di Messico, perché altrimenti ci tocca pagare il biglietto a Peppe, eh? Per favore, perché ora gli hai detto che c'hai i parenti lì, ora dice, ma andiamo da Daviduccio, facciamo gli Io ho sempre detto, io spero che Shakalab duri fino al 2074-2170, però quando finirà, se finirà, io mi trasferirò in Messico perché ho parte della famiglia che ha il cuore lì e quindi... Ma ancora dovete dare, ancora? No, infatti io ti dico almeno nel 2170. Allora devi fare saltare tutta Europa, tutta mezza Sud America, tutta l'America mi devi fare saltare, dai! Hai la bandiera però della Sicilia che la stai portando ovunque, per favore non mollate, anzi continuate con questo sound, vi faccio l'in bocca al lupo più grande e sicuramente ci rivedremo prestissimo. Io spero che tutti ti abbiano fatto commenti o ci facciano commenti bruttissimi per questa puntata e così ti richiamo, va bene? Grande Giorgino, ti voglio bene, ci sentiamo presto. Ciao a tutti. Ciao a tutti, fino alla prima puntata. Grazie ancora Davidone.